Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Adesso c'è mercato, batte al napoletano. Come state, voglio? Spero tutto bene. Allora, voglio, in questo video andiamo a parlare di calciomercato, di varie news che stanno uscendo in questi giorni. Allora, voglio, prima di tutto volevo dirvi una cosa, prima di iniziare, che praticamente domani usciranno due video, il pre-partita dell'Italia, che penso uscirà la mattina, verso le 8, oppure uscirà verso le 2 e mezza, e poi uscirà il video la sera dopo che l'Italia ha giocato la partita. Vabbè, direi di iniziare. Allora, partiamo dalla prima notizia riguardante il Napoli. Allora, Scott McTominay ha rifiutato tutte le offerte, sistematina di capire, ha rifiutato tutte le offerte di, dell'Arabia Saudita, le ha rifiutate tutte, ha detto no, io devo stare col Napoli per un altro po' di tempo, poi magari quando mi faccio un po' più vecchio, tipo 34, 35, 36 anni, posso decidere di ripensare, fare un pensiero riguardante la Turchia, oppure l'Arabia Saudita, perché stavano anche i club sauditi. Poi Guerrero, attuale giocatore del Bayern Monaco, ha deciso di non rinnovare con il club, e ha deciso di andarsene a giugno a parametro zero. Sono diversi club italiani sul giocatore. Poi una notizia sul giocatore del Francoforte, Nathaniel, spero che si pronunci così, Brown. Scusate i tifosi del Bayern Monaco per la mia pessima pronuncia. Che in pratica è un giocatore che attualmente vale 50-60 milioni e praticamente sono Real Madrid, Barcellona e Manchester United sul giocatore. Attualmente il Manchester United sta pensando anche al giocatore del Newcastle Tonali, sta iniziando a chiamare il Newcastle, però ci sta il Milan, il Napoli e anche il Manchester City che offre 100 milioni. Collegandoci invece alla SSC Napoli, in pratica il Napoli, collegandoci sia alla SSC Napoli che al Newcastle, praticamente i due club che si stanno chiamando per Alessandro Buongiorno. Il Newcastle vuole Alessandro Buongiorno. Poi Inter, parliamo di Inter. Inter che vuole sostituire Alessandro, Alessandro Bastoni. Scusate se mi sono impappinato un po'. Che probabilmente andrà a Barcellona. Si sono già avviati i contatti i Bastoni, insomma, Bastoni ha già detto di sì. Ora la valutazione dell'Inter sono 50, 60, 70 milioni di euro. Poi Inter che sta vedendo Murenovic del Sassuolo, ma anche Solette che è stato in passato nel mirino del Napoli, sia a fine estate nel calciomercato invernale che tengo qua. Vabbè, praticamente però l'Inter sta avanzando per i due giocatori. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, vai giù.